Una vera e propria tragedia, una Fiat Punto è precipitata da un viadotto in contrada Contuberna a Santo Stefano Quisquina. Due persone, madre e figlio di appena 4 anni, sono morte. L'altra figlia della donna, una piccina di 7 anni, è stata invece tirata fuori dalle lamiere, contorta ed è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo. È in gravissime condizioni. A perdere la vita Maria Stella Traina, un'infermiera impiegata in una clinica del paese di 32 anni, ed il figlio Angelo di 4. La donna a quanto pare stava andando al lavoro ed in macchina c'erano anche i suoi amati bambini. Si è trattato di un incidente, sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. È arrivato anche il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. Sono ore terribili quelle che si stanno vivendo alle porte del piccolo comune montano, ha commentato il primo cittadino. Non è chiaro cosa sia accaduto lungo la Lercara Frid di Santo Stefano Quesquina. La Fiat Punto è all'improvviso precipitata dal viadotto di Contrada Contuberna per cause ancora da accertare. Non si conosce ancora l'ora esatta dell'incidente. Il volo del mezzo è stato di oltre 20 metri.